Innanzitutto voglio complimentarmi con la Console per il bellissimo discorso, perché ovviamente vivendo in Croazia quello che è stato raccontato è stato anche vissuto da noi che siamo rimasti ancora in quei territori. Cos'è l'Unione Italiana? L'Unione Italiana in realtà farò riferimento anche a quanto ha detto prima la Console. In quegli anni 90, dove non è mancato il sostegno dell'Italia in generale alla Croazia, che si trovava in un momento di difficoltà, ovviamente con mille iniziative, mille cose, in effetti per l'Unione Italiana c'è anche un momento importante, perché nel 96 l'Italia e la Croazia presero la decisione di sottoscrivere un accordo di collaborazione per la tutela delle rispettive minoranze, quella italiana in Croazia e quella croata in Italia. Ed è un po', ovviamente non è partita la nostra storia da lì, la nostra storia è una storia millenaria, abbiamo anche la conferma di questo nelle nostre parlate. Nel sud dell'Istria, che presumo tutti sappiate dove si trova, c'è ancora una forte presenza di una parlata che si chiama istro-romanzo o istrioto. Tra l'altro una parlata citata anche da Dante quando era alla ricerca dell'italiano perfetto, che poi ovviamente per forza di cose era il fiorentino, però va bene. Comunque questo conferma della nostra presenza secolare e millenaria in quei territori. Poi un altro aspetto molto importante per la nostra comunità, e l'ho detto prima Vittorio, è sicuramente la Serenissima. Quella Serenissima che, ecco, oggi c'è una ricorrenza non così felicissima, però della quale magari non rimane lo Stato di per sé, però rimane l'idea, e rimane anche l'ascito culturale, quello che poi si sente su tutto il nostro territorio, perché se io parlassi così come che parliamo noi a casa, sicuramente vi sarebbe molto, molto simile alle vostre parlate. Però tornando all'italiano, di conseguenza tanti di noi in effetti hanno origini veneta, hanno origini friulane, ed è un legame che non si è perso neanche dopo la seconda guerra mondiale, quando purtroppo a causa di vari nazionalismi del Novecento è successo quanto è successo. Però coloro che rimasero hanno continuato a mantenere la lingua e la cultura italiana sul territorio e di conseguenza l'identità italiana. Sicuramente è stato un periodo molto difficile, come lo è stato anche per la nostra comunità qui in esilio. Io spesso e volentieri purtroppo definisco la nostra comunità una comunità spezzata, perché devo dirvi che ognuno di noi che abita ancora sempre quei territori ha parenti in Italia o in giro per il mondo a causa di quanto è successo nel secondo dopoguerra. Però concentriamoci sugli aspetti più positivi, perché con la Croazia, anche grazie all'impegno dell'Italia, è entrata, come giustamente è fatto presente la Console nel 2013, nell'Unione Europea, successivamente anche nell'area Schengen, e per noi come comunità nazionale italiana è stata una grande conquista, perché Schengen per noi è forse ancora più importante che per il resto della popolazione, perché la nostra comunità si è spezzata ben due volte, la prima volta con l'esodo, la seconda volta però con la suddivisione degli stati croati e sloveni. Formalmente si è spezzata perché noi abbiamo continuato comunque ad operare in piena unità di intenti con i nostri connazionali in Slovenia. Andiamo qualche decennio avanti, perché non voglio tediarvi con storia. Cos'è l'Unione Italiana oggi? Oggi è un'organizzazione che rappresenta circa 30.000 persone che abitano sul territorio istriano, quarnerino, dalmata e anche dell'entroterra croato, perché ci sono delle comunità, in tutto sono 52, però alcune si trovano anche nell'entroterra tra Zagabria e diciamo la parte della Croazia si chiama Slavonia, e lì diciamo l'aspetto interessante, perché in effetti prima si parlava dell'aspetto anche della storia dell'Italia, della zona di Belluno, Longarone e quella zona lì, quanto effettivamente 2 secoli fa nel periodo austro-ungarico tante persone dovettero abbandonare quei territori, presumo anche non, come dire, di propria volontà, alcune volte anche spostati.
e una comunità effettivamente si è trasferita 150 anni fa proprio da Longarone e fa parte adesso di quello che è la comunità nazionale italiana. La nostra azione si suddivide in pratica in 7 settori, uno dei quali è molto tecnico, però gli altri si occupano uno della comunità, delle 52 comunità che operano sul territorio, l'altro delle scuole, abbiamo 21 scuole, istituti scolastici, 17 istituti prescolari, interamente in lingua italiana, dunque la lingua italiana è lingua madre, dunque non è che si apprenda la lingua come una lingua straniera, proprio viene considerata lingua madre. E poi c'è il settore delle istituzioni, prima ricordavo ce ne sono tante, però sicuramente avete sentito per Radio e TV Capodistria, avete probabilmente sentito per il quotidiano La Voce del Popolo, che esce da più di 130 anni, dunque ancora una conferma della nostra presenza secolare. E poi ovviamente il dramma italiano è un aspetto molto interessante perché è l'unica compagnia in lingua italiana che è stabile, che opera fuori dai confini nazionali. E poi ci occupiamo di giovani, ci occupiamo di cultura, e quello che ecco, veramente andiamo tanto fieri è che nonostante il numero esiguo insomma, dei nostri rappresentanti, lo Stato croato si è reso conto dell'importanza della componente italiana e l'ho fatto attraverso anche un segnale per noi molto, molto importante, il dialetto istroveneto, quello di origine veneta, che avete sentito un po' prima. È stato registrato quale bene immateriale della Repubblica di Croazia, tutto tutelato dallo Stato. Successivamente la stessa cosa è stata fatta per l'istriotto e anche per il dialetto fiumano, il mio dialetto, perché io arrivo da Fiume. Stile italiano, 2 parole, è diciamo un passo avanti rispetto alle nostre attività tradizionali, perché ci siamo resi conto che anche noi abbiamo dei problemi con far rimanere le persone giovani sul territorio, perché ovviamente abbiamo questo problema anche noi della fuga dei cervelli, e una delle attività che abbiamo fatto per invogliare i giovani a restare è proprio questa, il stile italiano, dove insieme con la Camera di Commercio italo-croata che opera a Zagabria, insieme con l'ICE e con l'ambasciata italiana di Zagabria, ecco, con l'occasione per salutare l'amico Paolo Tricchero, Sua Eccellenza, l'ambasciatore d'Italia, e abbiamo creato questa piattaforma. La piattaforma è dedicata agli imprenditori italiani sia locali, nazionali, diciamo, nostri amici, familiari, sia tutti quegli imprenditori che arrivano dall'Italia ad operare in qualche contesto in Croazia. Per esempio, un bel esempio anche di aziende venete, in realtà la Carela ed altre, in effetti sono il fulcro delle attività imprenditoriali della zona della città di Arbona, a dimostrazione di quanto l'imprenditoria italiana sia importante per il nostro territorio. E il fine ultimo è quello di creare rete, e questo è anche il motivo per il quale abbiamo deciso con l'amico Vittorio, Mirko, altre persone, ovviamente Raffaele, ecco, abbiamo deciso come Unione Italiana di sottoscrivere l'intesa che abbiamo sottoscritto a, correggimi se sbaglio, ottobre 2023 a Fenice, che in realtà ha diversi punti, però quelli più importanti in effetti hanno un comune denominatore, cioè quello di intensificare i rapporti tra le due sponde, perché effettivamente come potrà confermare anche la console, il dialetto dalmata in realtà è quasi, seppur considerato un dialetto diciamo croato, slavo, come chiamarlo, in effetti ha tantissime innumerevoli direi parole italiano o comunque evoluzioni delle parole italiane. E dunque l'intento era quello proprio di creare rete e di consentire agli imprenditori di fare rete tra di loro, però ancora più importante di consentire a tutti coloro che vengono a trovarci dalla nostra nazione madre, dalla nostra penisola, in Croazia, che possano avere dei punti di riferimento per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda il settore alberghiero e tutto il resto, ovviamente l'edilizia e quant'altro. Siamo ovviamente agli inizi ancora questo evento, in effetti quindi ringrazio assolutamente Vittorio
è stato creato, e ovviamente la nostra console, è stato creato appositamente, e ovviamente i collaboratori, gelato, biscotti, l'aeroporto è stato creato proprio perché con l'intento di promuovere questa piattaforma e di promuovere la comunità nazionale italiana, che purtroppo ancora spesso ci capita che arrivano amici dell'Italia e mi chiedono come mai io parli l'italiano e lo parli discretamente bene. C'è un nostro connazionale che una volta gli è capitato che c'era una persona dell'Italia e ha detto: ma lei parla bene l'italiano? Per scherzare, gli ha detto: ma sì, anche lei non è mica male. E così, ecco, senz'altro abbiamo questo grande desiderio di farci conoscere, perché la nostra storia è una storia comune, millenaria, perché se basta fare una passeggiata per l'Istria e troverete monumenti romani, troverete edifici veneziani, veneti, e sicuramente anche in altri periodi non è tutto stato negativo, mettiamola così, e c'è un forte legame che ci lega alla nostra nazione, la chiamiamo nazione madre, perché veramente ci sentiamo parte di essa. A partire dal modo che qui in Veneto ci sentiamo a casa. Scusate se sono stato un po' lungo, però mi premeva un po' illustrarvi la nostra realtà e avvicinarvi la nostra quotidianità, e ovviamente tutti quanti siete benvenuti a farci visita. La signora Giacca, che anche saluto con tanto affetto, è la rappresentante dell'associazione degli esuli, e infatti una di casa letteralmente, perché è nata in Istria, però è una persona, un assiduo visitatore nonché collaboratore dell'Unione Italiana. L'Unione Italiana, al di là di questo accordo, ha anche un accordo con la Fede Esuli, un'associazione nazionale che rappresenta tutti coloro che dovete purtroppo abbandonare le proprie terre. Mi fermo qui, spero di non avervi annoiato troppo.